Circolo Culturale Navarca, presieduto da Aurelio Pantanali, si era proposto di porre un segno nei santuari mariani che i pellegrini del Cammino Celeste avrebbero incontrato sui loro passi. Questi segni, riconoscibili dalle grosse pietre lavorate, sono già stati locati a Barbanna, Castelmonte e sulla cima del Monte Lussari. Ora è giunto il momento di segnare anche il sentiero che porta al santuario del Monte Lussari. Già dai primi mesi dell'anno 2015, Orlando Zorzenon ed Eligio D'Ambrosio hanno cominciato ognuno il loro lavoro. Orlando è il mosaicista che ha il difficile compito di riprodurre l'immagine della Madonna con quasi 3.000 tesserine ricavate dai sassi e, come si vede, è ben riuscita. Ai primi di maggio Orlando ed Eligio sono insieme per finire il lavoro. Eligio incide sulla pietra la sede per inserire il tondo preparato da Orlando. Mi sono dimenticato, ecco bene. Dopo i preparativi di rito, il mosaico viene posto nella sua sede. Alle ore 14 del 13 novembre 2015, nel Parco delle Pietre d'Arte a Castions di Strada, è arrivato il camion della Edil-Leco, guidato da Massimo Zin, che sarà anche il manovratore della gru per caricare e scaricare le pietre. Il grande e grosso basamento di 25 quintali dal diametro di 2,5 metri è composto da grossi ciottoli amalgamati con calcestruzzo, incernierato da una fascia di acciaio ricoperta di calcestruzzo. Il lavoro è stato eseguito dalla Edil-Leco, accuratamente tenendo conto del clima che dovrà sopportare. Ora è il momento di imbrigliare la pietra con delle grosse fasce che vengono agganciate alle catene della gru e tirate su. La pietra così imbrigliata viene sollevata e adagiata a terra. Il grosso piedestallo viene quindi sollevato dalla gru senza alcuna difficoltà e posta sul cassone del camion. Come al solito è stato un lavoro un po' lungo e delicato perché prima è stato necessario togliere la pietra dal basamento e caricare prima questo e poi la pietra. Di nuovo la gru si sposta sulla pietra, la solleva, la gira e con accortezza la infila nel foro del piedestallo.
Dopodiché Eligio infila tutto attorno dei cunei per assicurarsi che lungo il tragitto non si muova. Ora tutto è pronto. Sono le ore 15:40 e la pietra lascia per sempre, dopo l'ultimo saluto, il Parco delle Pietre d'Arte di Castions di Eligio D'Ambrosio per la nuova sede, l'inizio del sentiero che porta al santuario del Monte Lussari. La mattina del 14 novembre siamo arrivati all'inizio del sentiero pronti per seguire il lavoro di messa in opera. Non è una bella giornata, c'è una nebbia fastidiosa e fredda. La Bicinia di Camporosso nei giorni precedenti con le ruspe aveva preparato uno spiazzo affinché la pietra potesse essere vista agevolmente dai pellegrini che iniziano la salita verso il santuario. Dopo un breve consulto sul da farsi, Aurelio traccia un cerchio delimitando così il punto esatto in cui verrà posto il basamento e tutti al lavoro per preparare il sito. Alle ore 9 circa arriva anche il camion, portando oltre la pietra anche tutto il materiale che servirà per il completamento del lavoro. Aurelio, suo figlio Giulio ed Eligio livellano con la pala la spianata e coprono il tutto con un telo bianco di geotessuto. Massimo, sempre pronto con i suoi comandi, dopo aver agganciato un grosso sacco di ghiaino, lo porta sopra il telo bianco e, tirando un cordoncino, come per magia, il sacco si apre e tutto il contenuto viene versato. Massimo, con pazienza e maestria, riporta giù dal camion
prima la pietra con la Madonna e la posa per terra. Anche il grosso basamento viene trasportato e collocato nel posto stabilito. Infine, la pietra della Madonna viene piano piano guidata e infilata nel suo alloggiamento. Vengono scaricate le piastre forate in cemento. Servirebbero però anche grosse pietre per frenare lo scivolamento del ghiaino e niente è di meglio che andare a raccoglierle nel rio qui sotto, che per fortuna al momento è asciutto. Ora si possono posare le piastre forate tutte intorno al basamento. Queste vengono prese e trasportate con uno strumento apposito, una specie di pinza con due manici. È necessario rendere agevole un passaggio che dalla strada porta alla pietra con l'immagine della Madonna.
lavora sempre con lo stesso metodo. Il lavoro è quasi finito, sono le ore 16:30 e Ligio e Aurelio posano stanchi ma soddisfatti. Ora rimangono le ultime finiture. Si posa la pietra con le 4 targhe in ottone brunito in cui in italiano, sloveno, tedesco e friulano è incisa la preghiera del Cammino Celeste. Il manufatto si è potuto realizzare grazie ad un lavoro di squadra ormai collaudato, in cui ognuno ha portato il suo contributo con le mani, con la mente e con il cuore.